Ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici. Sullo sfondo il canto delle cicale che ci dicono che la temperatura è ancora altina, per fortuna. Temperatura che si attesta sui 30 gradi, come è alta la temperatura, alta la passione per chi ha una Vespa o desidera avere una Vespa. Siamo nella sede di via Martignacco, il civico 84 di Udine. Alessandro Cesare alla mia destra, che saluto e ringrazio. Ciao Alessandro. Grazie a te Daniele, benvenuto. Allora, voglio iniziare con lui perché di fatto è il gancio che di fatto mi ha fatto aprire a me, a Gian Domenico Ricci, che saluto, il portone di questa sede, di questo mezzo che è già mito da tanti anni. L'ho definito Perfetto. bene? O... Sì, no, mito sicuramente, mezzo anche, diciamo che appunto ormai è un emblema del Made in Italy che da tanti anni, insomma più di 70, ormai accompagna gli italiani e non solo, ed è diventato appunto un simbolo della rinascita nel dopoguerra, e adesso forse sta diventando più una moda, però è sempre comodo, insomma, anche per spostarsi nel traffico o non solo, insomma. Alessandro, la scorsa settimana eravamo al Museo Storico di Tonuti a Selvis di Remanzacco. Che cosa significa possedere una Vespa? Insomma, non è facile spiegare, però è come avere veramente un piccolo scrigno, perché indipendentemente dal valore del mezzo, cioè possiamo avere anche le Vespe più recenti, insomma degli ultimi 20-30 anni intendo, non quelle automatiche, quelle sempre a marce, come arrivare a una Vespa della fine anni 40, primi anni 50, è qualcosa insomma che poi come dire, ti arricchisce e ti rende insomma felice insomma di vivere la tua passione con lei. Non è un mezzo semplice, nel senso è semplice da guidare, da condurre, però bisogna stargli dietro, insomma, non è affidabile sempre al 100%, bisogna curarla, bisogna averne cura, insomma, ecco, quindi è impegnativo, però dà sicuramente soddisfazioni e insomma crediamo che dai ragazzini fino agli over 90 sia un mezzo adatto a tutti, ecco. La tua qual è? Allora, in questo caso la mia è questa, che è una Vespa del 55, è un faro basso perché, come vedete, insomma, rispetto alle Vespe più moderne il faro è sopra il parafango anteriore, è un conservato spinto, nel senso che è rimasta così dall'epoca, quindi non è, rispetto a quella vicino che è lucidata, restaurata, la mia è un po' più spartana. E la cosa bella è che appunto insomma ci ritroviamo tra appassionati per fare dei giri, soprattutto in montagna, si chiamano Audax, sono questi giri fatti diciamo che prendono spunto da ciò che avveniva negli anni 60, anni 50, i giri degli audaci, e quindi insomma nonostante siano mezzi che vanno al massimo a 60 all'ora, nonostante siano 125, insomma riusciamo a scalare vette importanti. Siamo stati sul Tonale, siamo stati sul Passo Sella, sul Falzarego, a Cortina, cioè, abbiamo girato tutto il nord Italia e non solo, anche l'Emilia Romagna, e c'è anche si spinge oltre. Quindi sono mezzi che vanno piano ma vanno lontano, come si dice. Ecco, il tuo, che dicevi prima, un conservato spinto, mi piace molto questo termine. Nel caso ci sia una signora da portare, lì è impossibile. No, è possibile, magari si toglie la ruota di scorta e si mette il seggiolino come in quelle vicino. Diciamo, no, la Vespa è più o meno pulita, non è che una signora nel caso si sporca. Diciamo che è comoda perché in caso di colpetto, di cadute, di qualche graffietto, uno non diventa matto come succede con le auto. Quanti chilometri ha? Bah, adesso ne ha, se non sbaglio, 55.000, però non so quando è stato messo il contachilometri, quindi non è reale insomma il chilometraggio. Come dicevo, poi la velocità massima, arriviamo a 60-70 all'ora al massimo, e niente, insomma, questo è. Poi come vedi, diciamo, la Vespa poi viene migliorata negli anni con qualche, chiamiamolo gadget, qualche accessorio, quindi a parte il contachilometri, non so, le bandierine, il coprisella, la borchia nella ruota di scorta, sono tutti poi oggetti che ne arricchiscono sia il valore ma anche, insomma, secondo me la bellezza, la caratteristica. Ogni mezzo diventa unico, ecco. Allora, fra pochi istanti so che Alessandro e i suoi amici hanno chiamato a raccolta alcuni vespisti. Esatto, vespisti, sì. Voglio sbagliare, per l'amor di Dio.
E poi avremo un ospite che ci parlerà di un'importante iniziativa culturale, ma c'è il buon Squalizza alla mia sinistra, che tra l'altro vuole presentarci il nuovo vicepresidente. Ecco, il vicepresidente è sempre Carozzi, sempre il vecchio, eccolo qua. E questo... Ecco, invece alla mia sinistra abbiamo per la prima volta a Telefriuli in televisione Andrea di Campoformido. Tra l'altro lui fa una delle nuove professioni, il dottore in sanificazioni degli edifici, delle chiese, delle fabbriche. È vero, un mestiere nuovo, diciamo, di questi tempi. Sono felice che lui abbia trovato un lavoro, ma sanificazione mi porta a pensare a quella brutta roba, no? Ma speriamo che da una parte sia finita. Sì. Io le auguro di lavorare tutta la vita, ma sanificando per altri motivi. Che cosa ci fate sentire? Allora finiamo di presentare anche Marco Urban, dalla voce molto potente che dopo l'ascolteremo. Ecco, sì. Caro Ricci, dica. Mi dica, no, dica lei, caro Daniele, dopo tanto tempo che non ci vedevamo per le cose, per i germi, senta. Qua ci vuole... Era per completare per completare il pacchetto. Il pacchetto. È un e quindi qui per completare il pacchetto dei... Ecco, questo non ride, ma bene, tutto ok. Io volevo dire sulle vespe, Sì. che ha detto che ci stanno dietro, no? Perché vanno a 60 all'ora, riescono a starci dietro e poi le spingono. Questo mi è venuto adesso. Sì, ma non è bellissimo. Sono delle freddure, amici. Quindi. E poi? E poi niente, io tutte le mattine quando mi sveglio dico almeno 10 volte ciao, perché mi hanno detto che salutare. E salutare. Questa è... Ricci sta accennando a un sorriso, ma puoi fare di più, caro. Allora. Volevo chiedere, Cesare, scusami, qui era seduta prima una donna in carne ed ossa, no? Vieni Kenzo, vieni. Era una sua ex. Vieni, la tua ex no, Kenzo, vieni da questa parte. So che stai meglio vicino a lei che a me. Chi è? Lei è Patrizia, è la nostra, quindi il nostro, come dire, la nostra mascotte, ecco. Kenzo è il tuo nome? No, è un nome che mi hanno dato nel corso degli anni e io sono Vincenzo. Perché Kenzo? E così, ricordavo un amico e mi hanno lasciato quel nome lì da un bel po' di anni. La doppia treccia si chiama dietro? Patrizia. È un po' rigida però. Sì, infatti, ultimamente sì. Dimmi, vediamo quante volte... Sì. Ha detto che è mascotte, ma se la toccano scotte. Tu sappi che ce lo portiamo avanti per la prossima ora e un quarto, una bella rottura. Sì. Quindi lei è qui in sede? Sì, lei fa sia da mascotte che da sorvegliante. Ah, quindi ok, perfetto. Chiunque entra si spaventa chiaramente. Perché... E la poltrona? La poltrona credo bisogna chiamare l'altro socio, Carmelo, perché è lui che le ha portate. Sono del 600? Poltrone del 600. Poltrone del 600. Ma tu che origini hai, Kenzo? Napoletane? Quindi se ti dico insigne tu ti incendi? Sì, abbastanza. Non si è incendiato tantissimo però. Lorenzo? Insigne? Sì, appunto. Ok, è attento. Perfetto. Sì, è anche lui uno degli artefici dell'europeo. Sì, del mio paese infatti. Frate maggiore. Adesso vedi che ha cominciato, i muscoli cominciano già a modificarsi. Abbiamo toccato sull'orgoglio. Ma tifi Napoli, immagino. Sì. È un moderato, non è il tipico. Non Cosa fai nella calcio, vita? Cosa fai nella vita? Lavoro per una ditta di trasporti, scusami, di farine, quindi materie prime per panifici, pasticcerie, quindi uso il camion. Occhio che sto per fare una battuta come questa. Sei buono come il pane, quindi... Così dicono. Si vede dallo sguardo. Adesso andiamo a sentire com'è? Com'è cioè il pezzo. Sì, era un po' distratto dal manichino che mi è... E sei l'uomo cacciatore, no? Beh, tutte e due. Riusciamo a capire che cosa suonate perché se no... Sì, Change Pin Sears, proprio sì, il brano giusto, bene. Carocci, ti siedi perché hai male alla schiena? Provami alla schiena.
Molto bene, adesso andiamo in pubblicità, tra poco. Seconda parte di questo scrigno che realizziamo all'aperto, in modo che così siamo un po' più liberi di muoverci, di avere qualche persona in più e non siamo proprio ostaggio delle mascherine. Saluto Chiara Mida, mi è rimasto impresso il cognome, il nome invece è Carmelo. Chiedevo prima di intervistarlo le origini dove portano, no, sono di Udine, ma di fatto i tuoi genitori sono siciliani. Siciliani, doc, bravissimo. Di dove? Mamma di Portopalo di Capopasso e il papà di Pachino, che sono ultimo e penultimo paese più a sud Italia, la provincia di Siracusa. Posti magici, bellissimi. Allora, prima abbiamo sentito un Cesare, parlava con me e scanocchiava la Vespa, l'avrà vista 150 volte, ma è di fatto una passione che non si spegne mai, no? Mai. No, mai. Il grande Alessandro Cesare poi riesce a trasmettere quella che è la passione poi condivisa da tutti i vespisti, no? Indipendentemente che una Vespa sia una Vespa anni 40-50 o ultimi modelli anni 2000. È una passione che difficilmente si può spegnere, forse non si spegnerà mai. Ma pensate che adesso siamo al 75esimo anno della vita della Vespa, quando tutto nacque nel 1946, e raduni se ne trovano in tutto il mondo, appassionati se ne trovano in tutto il mondo. Vi porto un esempio di pochissimi giorni fa con i ragazzi, i nostri vespisti del Vespa Club Udine e non solo. Abbiamo organizzato un piccolo giro in compagnia nella Bassa, da lì abbiamo incontrato altri vespisti che arrivavano da Gemona e ci siamo uniti e abbiamo fatto tutto il giro insieme. Questo è essere vespisti, una gran partecipazione, voglia di condividere un momento di piacere, poi con la Vespa è il massimo. Senti, se due motociclisti si incrociano, si salutano. Sì. Se un motociclista incrocia un vespista o uno scooterista, è difficile che saluti. È vero, fra l'altro fra i motociclisti c'è anche questo gesto, un simbolo, no? Che è una V che si fa con la mano sinistra di saluto. È molto difficile che un motociclista saluti uno scooterista, ma non è impossibile che un motociclista saluti un vespista. In tutto il mondo viene provato un determinato amore verso il vespista, viene visto in un modo diverso, no? Quindi diciamo sì per lo scooterista, non per il vespista, sono due cose diverse. Senti, Alessandro Cesare prima diceva, sì, di fatto possono raggiungere i 60 all'ora, non c'è la potenza di un 1000, non facciamo pubblicità, 1000 cc, ma il tonale queste creature riescono a affrontare lo stesso. Assolutamente sì, proprio con Alessandro, guarda caso, il mio compagno di viaggio e non solo, abbiamo fatto tantissimi raduni insieme mettendo a dura prova le nostre vespe, tra l'altro vespe in questo caso anni 50, addirittura anni 40, facendo dei passi come il passo Montecroce, siamo andati sulle Dolomiti e le vespette seppur in prima hanno affrontato tutto il tragitto. Senti, il mondo dei vespisti, a chi potremmo paragonarlo? È una domanda molto difficile perché ci potremmo paragonare da un certo punto di vista forse agli harleisti, nel senso come grande famiglia, proprio perché il mondo Harley, si sa, è un mondo infinito che racchiude in sé tantissimi appassionati in tutto il mondo, e la Vespa è uguale, nulla meno proprio degli harleisti, no? Se dovessimo pensare ai nostri cugini lambrettisti, non c'è paragone, voglio dire, vespisti. Quanti sono i soci qui al club di Udine? Quest'anno ho il piacere di comunicare per la prima volta che il Vespa Club Udine ha raggiunto il proprio record, abbiamo sfondato quota, mi pare 260, se non erro, guardo i miei compagni, ed è il record per il Vespa Club Udine. Vespa Club Udine che porta con sé una storia importantissima a livello nazionale, proprio perché fu insieme ad altri club nel 1949, esattamente il 23 ottobre a Viareggio, partecipa a quella che fu il primissimo congresso nazionale che poi diede vita al Vespa Club Italia. Prima ci chiamavamo, c'era un piccolo gruppetto di appassionati vespisti friulani, Gruppo Vespisti Friulani, poi da lì il Vespa Club Udine. Allora noi adesso fra poco apriremo questa copertina di colore nero, perché io vorrei andare dal Quartetto delle Meraviglie non prima di essere passato da quest'uomo che rappresenta per certi lo dico con affetto, uno squilibrio
che è ricercato, perché ormai le freddure di Dario Colacca, ormai se non lo vedono... No, aspetta che non hai il microfono, dovresti saperlo. Che la tua Vespa qual è? Oggi ho portato 3 vespette, 3 vespe faro basso, di cui una, pensate che ha quasi 70 anni, è stata venduta per la prima volta a San Daniele del Friuli e tutt'oggi corre le strade del Friuli ed è la prima lì a destra con la bandierina di Bassano del Grappa, dove fra l'altro sempre insieme ad Ele abbiamo fatto l'ultimo raduno. Sì, è quella lì. E valigie? Se ne riescono a portare o no? Come no, se ne portano di valigie, bisognerebbe togliere in questo caso il secondo sellino, la ruota posteriore. Nella Vespa in mezzo, quella verde, potete vedere un portapacchi proprio, che era un accessorio adibito proprio al trasporto di valigie piccole o addirittura anche medio-grandi. Senti, alcuni pezzi di questo parterre che stiamo vedendo in questo momento sono dei veri e propri assegni su 2 ruote, o no? Ma io, come penso tutta buona parte dei vespisti, non penso minimamente al valore economico del mezzo. La Vespa non è una questione economica, la Vespa è passione, penso di parlare a nome di tutti. La Vespa è passione, la Vespa è un momento di piacere, la Vespa è conoscenza, no? La Vespa unisce. I primi raduni venivano proprio fatti per unire le persone distanti, quindi lascio ad altri un commento del genere. Perfetto, allora io vado e poi torniamo qui e andremo a guardare assieme quell'album. Vado sempre da oppure questa volta lo presenti tu? Questa volta presento io, allora facciamo un mix di valzer per fare un po' di aria fresca, il valzer delle nevi, Stella di neve e la tirolese. Molto bene. Senti, prima della pubblicità, Squalizza, i 4 strumenti, prova a descriverceli. Allora, questa qua è una fisarmonica di nuova generazione con i bassi Helicon, praticamente abbiamo questi bassi profondi come nelle armoniche diatoniche, diciamo, no?
Ecco, questa invece è la fisarmonica tradizionale, usata molto per il liscio romagnolo, col cassotto anche, al muset squillante. Dopo abbiamo Gianni Carozzi con la Fantini, ecco anche questa è una fisarmonica. Questa è il numero 1 al mondo, Ecco, la prima, fatta così, con le voci a mano, col muset anche lei squillante, mentre quella di Marco è più da studio. Quanti bassi ha? 96. 96. È un po' più piccolina, a Mengozzi, una fabbrica artigianale italiana. Ecco. Allora io vado, perché io so che con questa voce la pubblicità... No, lanciami la pubblicità. La facciamo cantando. Sì. Pubblicità. Che momento meraviglioso. A tra poco, a tra poco. Mandi. Terza parte dello scrigno che vi ricordiamo stiamo girando in esterna nella sede al Civico 84 via Martignaco, sede del Vespa Club di Udine. Saluto la signora Marisa Grassi, che è la moglie di Sergio Dri, che se n'è andato nell'ottobre 2018, è stato per tanto tempo alla guida del Vespa Club. Altro che se lui proprio era il suo mondo. Diciamo che c'era lei, i figli e poi c'era il Vespa Club. E il Vespa Club. Ogni domenica dovevamo seguirlo perché lui doveva organizzare le gincane, sa, con tutti come si chiamano? Gli attrezzi, i palchi, gli ostacoli per fare le gincane, per creare appunto questi percorsi. Storiche erano anche quelle di Piazza Primo Maggio, che all'epoca era consentita e aveva veramente un'affluenza di tantissima gente. Sì. In Piazza Primo Maggio a Udine cosa succedeva? Succedeva che preparavano questi percorsi, un percorso contrassegnato da dei birilli, dove dovevano ovviamente cimentarsi in questa prova, che era fatta appunto da pedane, ostacoli, salite, discese, tutte fatte di legno, da quello che ricordo, perché comunque ero molto piccolo io, e cronometrate. Quindi c'erano le classifiche finali, chi riusciva nel minor tempo a finire tutto questo percorso. Signora, io ho già la risposta, ma in televisione si fa così. Ma questa tutina di chi è? Questa io l'ho offerta al nuovo Vespa Club, come ricordo. Sì, fino a qua ci siamo, Sì. ma chi la indossava? Mio figlio Lorenzo. Che... No, quello più grande. Quanti figli ha? 2. 2 figli. Lei me l'ha presa larga, sembrava che ne avesse 2. No. Quindi uno è Lorenzo. Sì, che adesso non c'è, via. Allora, siccome lo portavamo sempre via con noi, allora io un giorno ho pensato di fargli la tuta simile a quella che indossavano loro. Sì. E lui non l'ha mai indossata? No, perché poi era piccolo e poi piano piano si è sciolto il Vespa Club. Sì. Senta, ma per suo marito che cos'era la Vespa? La Vespa era una ragione di vita? Sì, senz'altro. Sì. Quante Vespa aveva a casa? No, aveva una Vespa, poi la cambiata era il grande, la GS si chiamava, quella grossa. Sì. Basta, aveva quella, non aveva altre. Sì. Il papà ti ha trasmesso questa passione? Sì, e infatti aveva acquistato mio fratello prima una 125 ET3, che aveva fatto storia anche all'epoca, che poi ha passato a me. Purtroppo ha fatto una brutta fine perché è stata rubata, però sì, c'era veramente la passione. E poi nel corso degli anni le cose sono un po' cambiate. Quando c'è stata la necessità io sono andato su uno scooter, non sono tornato sulla Vespa, però manca, se vogliamo, sì. Si può sempre ricomprare, Ma infatti, ci faremo un pensiero. E qui, grazie agli amici del Vespa Club di Udine, ci sei tu con il tuo papà. No, tuo fratello? Mio fratello, il fratello grande, sì, che quindi sono... Eccoli qua, lì è mio fratello, esatto. Questo è il papà? Esatto, sì.
Che lavoro faceva suo marito? Era orologiaio, sì. Quindi un uomo che amava la Un bravo precisione. orologiaio era, sì, sì, sì. Ha lavorato per tanti anni e sì. Poi si è ammalato all'ultimo, Senta, purtroppo. i raduni, i primi raduni, siccome mi dicono che lei ha un'ottima memoria storica, com'erano? I primi raduni adesso io mi ricordo tutte le domeniche, le gite che si faceva, ma le gite bellissime, era il papà di Mario Andreutti che era un simpaticone, era poi, si faceva delle gite meravigliose. Ci seguiva anche altra gente che non aveva la Vespa, perché era, era bello, ecco, sì. Anche molto lunghe. Gite molto lunghe? Molto lunghe. Andavate anche fino a Cortina, mi pare, robe del genere. Abbiamo fatto una gincana all'Ozzo di Cadore, tutto in una giornata, partiti la mattina presto, fare la gincana, tornare indietro, me lo ricordo ancora quella volta, sì. E sempre col figlio dietro. Sempre al seguito. Sempre al seguito. Sì, sì. Allora, grazie a Marisa, grazie a suo figlio. Io vorrei andare un attimo a, come avevamo promesso, sfogliare questo libro dei ricordi. Sì, intanto aggiungo che mentre parlava c'è anche un po' di emozione, no? Perché quelle erano le vere gite, erano le prime. C'è da dire un piccolo aneddoto. Oggi, quando si fa una gita, ormai è solito caricare la Vespa nel furgone, arrivare a destinazione, fare il giro, ricaricarla, adesso ne ridevo un po' con Alessandro e i ragazzi, e riportare indietro. Ai tempi no. Ai tempi, mi corregga se sbaglio, si partiva da casa, si affrontava tutto il giro, tutta la gita e poi si tornava a casa in Vespa. Quindi chapeau veramente ai vespisti che ci hanno preceduto. Ecco, non vedremo tutte magari ne selezioniamo qualcuna. Qui abbiamo portato, Vespa Club Udine ha messo a disposizione una parte della storia dagli anni 50 fino agli anni 80 di quello che era la rivista del Vespa Club Udine. Qui vediamo ad esempio una del 1958 e ci sono vari articoli sui nostri vespisti, sui vespisti friulani, sul Vespa Club Udine e quant'altro. Scusa, leggevo, sì. Citato il prefetto entusiasmante, cioè addirittura veniva, si scomodava anche il commissario di governo. Sì, era, ripeto, era un movimento molto sentito in tutta la nazione, fino alle cariche appunto più importanti, no? Che siano dello Stato oppure regionali, provinciali. Non era raro vederli partecipare a questi eventi. E qui io sto leggendo queste pagine al contrario, il valore di un raduno, quindi... Il valore di un raduno è unico, il valore di un raduno è unico proprio perché è la consacrazione dell'essere un vespista. In un raduno si conoscono nuovi vespisti, in un raduno si creano nuove amicizie, in un raduno penso si portano avanti amicizie negli anni come ci sta confermando. Questo è il valore di un raduno. Andiamo avanti, sfogliamo, ci sono... tantissime le tabelle del Vespa Club Europa, perché sì Vespa Club Italia, ma c'è il Vespa Club Europa che poi racchiudeva in sé un po' tutto il movimento europeo, bellissime anche le pubblicità dell'epoca, qui una piccola pubblicità del distributore Esso, tra l'altro brand che nel mondo vespistico ha dato un grandissimo contributo. Adesso faccio un balzo un po' più in là, eccoci qua, oppure gli acrobati in Vespa, sempre un affaro basso. Quindi è un mezzo che si presta anche per le acrobazie, sì? Altro che mi pare che il record sia, non vorrei fare una gaffe, 9 o 12 persone su una Vespa a fare acrobazia. Sì. Accoglie tutti? Sì, tutti. Un po' come la mitica 500, no? Che non si sa quante persone riesca a contenere, ma la Vespa non è da meno. Sì. Mentre in quest'altra rivista, sempre Vespa Club Udine, ci ha donato una rivista molto importante che tiro fuori per voi, perché in questa rivista vi è una delle primissime pubblicità prima del lancio della Vespa. La rivista è datata 10 aprile 1946 e sfogliandola piano piano vediamo la presentazione della Vespa. Eccola qua.
Quindi non era ancora uscita, questa è una sorta di anteprima. È una sorta di anteprima, sì, se non erro è la seconda vera pubblicità che anticipa un po' questa importantissima novità, perché ha fatto veramente muovere tutta l'Italia e non solo, perché non dimentichiamoci che dopo la Vespa ha avuto anche seguito e successo in Francia, e lì troviamo la licenziataria ACMA che ha prodotto altri mezzi Vespa appunto per conto della Piaggio, in Germania con la Hoffmann, in Spagna, fino ad arrivare in America, quindi tutto il mondo. Senti, io ho una domanda, ma non è farina del mio sacco, ma bensì del buon Cesare. Scuola acrobatica Piaggio, che cos'era? No, non adesso, dopo la pubblicità. Vieni un attimo perché ormai... Vieni, Ricci, scusami, ma non riesco a stare senza di lui e quindi... si figuri, è un piacere. Troppo buono. Troppo buono. Quindi non cantando. Facciamola così, pubblicità. Ah, proprio Proprio così. sensuale. Così Sensuale. A tra poco. Pubblicità. Ecco. Arrivederci. Quarta parte dello scrigno. Prima della pausa pubblicitaria avevamo parlato delle capacità di accoglienza del mezzo Vespa, mezzo anche capace di agevolare le acrobazie. Tu hai qualcosa di curioso, Sì, Alessandro? negli anni 60 la Piaggio, proprio per promuovere il mezzo Vespa, aveva dato vita a una squadra acrobatica. Adesso non so se si riesce a vedere. Io ho avuto l'opportunità di intervistare Ilo Lorenzetti, che è uno di quelli che faceva parte di questa squadra acrobatica. La Piaggio praticamente metteva dei collaudatori, che quindi conoscevano bene i mezzi, ad allenarsi, dopo che provavano le varie due ruote, per fare acrobazia sulle vespe. Ed era una sorta di... adesso chiamiamole così, insomma, frecci tricolori antilitteram, nel senso che giravano tutto il mondo a fare queste acrobazie e portavano l'Italia e il mezzo italiano, quindi la Vespa, a farsi conoscere, insomma, dappertutto, ma proprio nei 5 continenti, insomma, diciamo 4, forse all'epoca erano un po' meno, non andavano proprio dappertutto, però sicuramente l'Europa e anche negli Stati Uniti, insomma, hanno girato veramente a mezzo mondo. Senti, permettimi, visto che tu ne sai sicuramente molto più di me, ma un mezzo con ruote così piccoline, come fa a portare 9 persone? Guarda, lo spiegava anche questo Lorenzetti, diciamo le ruote di solito sono quelle da 10, però il mezzo che lui ha utilizzato, il migliore per portare fino a 7, 8, 9 persone una sopra l'altra a mo' di piramide, era la Vespa GL, quella che secondo lui aveva il maggiore equilibrio e riusciva appunto a portare queste persone. Quindi figurarsi poi l'affidabilità per quando uno viaggiava in uno o in due, se ne portava 9, insomma da lì anche probabilmente il successo del mezzo. Ecco. Grazie Alessandro. E quindi tu che sei buongiorno, me l'avrai detto già 5 volte. E quindi? E quindi c'è un uomo tutto fasciato in ospedale durante l'orario di visite. Gli altri pazienti tutti a trovarli, c'è gente, mamma, papà, e da lui non c'è nessuno. L'infermiera incuriosita va dentro e fa: ma scusi, ma lei non c'ha una moglie? Fa: sì, c'ho una moglie. Fa: e ti manca? Fa: di solito sì, ma stavolta mi ha preso in pieno. Ricci è abbastanza serio, quindi è un po' lui il termometro di questa. Dov'è il presidente? Come si chiama? Fabio Ieronutti, vieni Fabio. A guardare questo ben di Dio, che pensieri si fanno? Prenderle e portarle via tutte, nel senso che fa sempre un'emozione incredibile. Poi per un appassionato vedere un po', soprattutto i fari bassi, che sono la storia della Vespa, è sempre una sensazione unica. Senti, nel mondo dei motociclisti ci sono appassionati che hanno 4, 5, 6 pezzi a casa, succede anche fra i vespisti? Sono pochi 4-5 pezzi, c'è gente che ne ha 20, 30, c'è gente che magari ne ha una sola, insomma, però il vero collezionista tende sempre ad avere, non dico un pezzo per ogni modello, però almeno un pezzo per ogni modello più rappresentativo della Vespa. Le attività,
c'è stato il Covid, c'è ancora il Covid tra di noi, c'è il vaccino e quindi al momento questa è l'unica soluzione per almeno attutire l'impatto sulle strutture ospedaliere. Anche voi avete avuto dei... Beh, diciamo che noi avevamo tutta una serie di attività, la principale era il raduno Città di Udine che noi facevamo sempre ad aprile, che richiamava tantissima gente perché addirittura avevamo 600-700 partecipanti ed era un evento ormai diventato a livello nazionale molto importante. Non l'abbiamo fatto lo scorso anno, non siamo riusciti a farlo quest'anno perché appunto era ad aprile. Ci siamo ripromessi, Covid permettendo, il prossimo anno di recuperare i 2 anni persi. Quest'anno facciamo dei piccoli giretti perché comunque tutti i Vespa Club in Italia, visto il periodo, non hanno realizzato o fanno raduni. Facciamo giretti tra i soci, l'ultimo è stato fatto domenica, andiamo un po' in giro per le colline, per i monti del Friuli, perché fermi non riusciamo a stare. La Vespa devi muoverla ed è sempre un piacere andare in giro, e per cui ci limitiamo a fare questo. Faremo adesso a Maiano durante il festival il 6, venerdì 6, facciamo un piccolo raduno in notturna, un giro breve, perché li sono organizzati con tutte le normative e tutto quanto, e quest'anno purtroppo va così. Presidente, grazie. Prego. Allora andiamo a sentire ancora un brano, ci fate sentire? Allora il prossimo brano è Lago Freschio di Ludario, così approfittiamo della voce di Marco che ha le radici, lui anche la mamma viene da Giviano, è vero? Difatti lui è una delle colonne portanti del coro che è di Giviano, località dove già ne abbiamo organizzato per ben 8 anni un'importante rassegna fisarmonicistica dove la gente arrivava lassù sulla punta della montagna solo per le fisarmoniche. Grandissimi nomi, e finché l'ultimo anno le macchine dovevano andare giù in retromarcia, era tutto il parcheggio pieno, no? Allora abbiamo dovuto interrompere, la manifestazione aveva preso troppo piede e purtroppo abbiamo dovuto interrompere, siamo scesi a Rigolato dopo 2 anni, è vero. Quindi vado col microfono dall'altra parte per raccontare il migliore dei modi e valorizzare questa splendida voce. Grazie, grazie caro. Voce bianca. Voce bianca. Voce bianca, sì, sì. C'è buino lago fresco di Ludario, poi c'è buino lago fresco di Ludario, poi c'è buino lago fresco di Ludario, poi c'è buino lago fresco di Ludario regolare. Volentieri uno borraccio per portarlo, volentieri uno borraccio per portarlo, volentieri uno borraccio per portarlo, volentieri uno borraccio per portarlo a Cividale. Cividano è uno vilo ma uno ponto, Cividano è uno vilo ma uno ponto, Cividano è uno vilo ma uno ponto, Cividano è uno vilo ma uno ponto di città. Bando
tra la saria litigato, di uno bando oltre la saria litigato, di uno bando oltre la saria litigato, di uno bando oltre la saria litigato, alleluia. Molto bene, adesso direi di andare con Carmelo e ci accompagna perché il tempo va avanti e qui continuano ad arrivare vespisti. Allora, la signora l'abbiamo già salutata, salutiamo questo signore, buonasera. Buonasera. Lei che cosa guida, che tipo di Vespa? Quella più nuova. Quella più nuova, recente. ma ne ha avute di meno recenti? Sì e no. Le ho vendute però sbagliando. Ah, quindi lei si è già pentito? Sì. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, se Gian Domenico è d'accordo, e ripartiamo dalla sua Vespa, così la vediamo un po' più da vicino, ok? Va bene. A tra poco. Mario Andreutti, ci eravamo visti, incontrati per un attimo prima della réclame, come si suol dire. Qui gli amici del Vespa Club hanno messo di fatto il presente, e anche quello è presente, ma risale a qualche anno fa. Che differenza trova? Diciamo come caratteristiche è totalmente differente, perché una è più pratica per la città e diciamo è più pratica anche per utilizzi per tragitti per lavoro, casa, lavoro e divertimento. Quelle più vecchie comunque danno più emozioni. Non per nulla, neanche questa non dà molte emozioni anche questa, perché sinceramente non bisogna avere magari un pezzo troppo vecchio a volte per essere vespisti, ma bisogna esserlo dentro. Da di che anno è? Questo è 2004. Quindi vedo dal contachilometri 62.000 chilometri. Sì. Li ha fatti tutti lei? Sì. E qual è il tragitto che predilige? La città va bene? Un po' di tutto. Indifferentemente qualunque tragitto. È andato anche in alto? Sì. Che vette ha toccato? In montagna, siamo andati a fare qualche giro in montagna, anche con qualche piccolo problema, perché non avendo le marce, non ha freno motore, purtroppo ha qualche problema di olio di freni. Quindi quando si surriscalda hanno qualche piccolo problema che non frena più. Senta, prima della pubblicità diceva che ne ha vendute 3 o 4? 2. E si è pentito? Sì, erano di mio padre. Perché l'ha vendute? Perché pensava che non fossero più utili? No, perché mancando mio padre, ha detto volevo non avere più niente, ma sbagliando, ma purtroppo le ho vendute. Come si chiamava suo padre? Andrea Di Pietro. Mancato da tanto tempo? Nel 1999. Quindi lei ha preferito venderle perché sennò riportavano comunque a... Mi riportava un po' di memoria, poi le ho vendute stupidamente, purtroppo mi sono pentito dopo. Senta, ma se ci fosse chi le ha comprate, che l'ascolta in questo momento, le ricomprerebbe volentieri? Anche no. Diciamo che si è pentito, ma meglio così. È meglio che siano comunque in altre mani. Grazie. Niente. Allora, come vi dicevo, sono arrivati alcuni vespisti. Lei non l'ho ancora intervistata. La sua Vespa qual è? Questa qua. Provi a descrivermela. Allora, questa Vespa è del 1956, è la prima, anzi in realtà è la seconda, perché mentre prima fino a metà degli anni 50 c'erano le faro basso che avete visto prima in bellissimi esemplari, diciamo c'è stata la Vespa U che era economica nel 53, che aveva un faro sul manubrio, e poi diciamo questa versione, e da qui le Vespe hanno un po' cambiato, il faro è stato spostato dal parafango anteriore e messo vicino al manubrio, come tutte le Vespe attuali. È una Vespa conservata, quindi il suo colore originale dal 56, e insomma la uso abbastanza frequentemente, insomma fa ancora il suo, va in moto al primo colpo, e quindi è una Vespa onesta, diciamo così. Quanto consuma? Ma non lo so bene, però insomma intorno ai 30 con un litro, 30 km, con un litro di miscela. Questa va ancora miscela al 5.
E qualche signora l'ha portata lì? Sì. Diciamo adesso non c'è il sellino posteriore, però insomma c'era, che ho tolto, però insomma c'è anche la possibilità di, ovviamente omologata per 2 persone. Buonasera. Buonasera, Baldan Alessandro. E lei chi è? Mia moglie. Che però è proprietaria... No, sono io il proprietario. Lei è solo la trasportata? Sì. Lei non guida la Vespa, non è autorizzata? No, non è che non è autorizzata, non l'ha mai guidata. Quindi lei dice meglio non rischiare. Linguaggio del corpo, Paroni hai ragione. In estrema sintesi è così. Diciamo che sono un po' geloso. Guardi, si vede lontano un miglio. È la sua bambina. Scusi, è più geloso Penso di sì. Perfetto, sono grandi momenti. Me la descrive anche lei? Niente, questa qui diciamo, è più recente delle altre Vespe che abbiamo appena visto. È un 1980, questa qua è un 200. E praticamente possiamo dire che sono state una delle prime dalle puntine passare all'elettronica, sempre a 12 volt, e diciamo che è molto comoda da viaggiare e niente. Siete comoda per viaggiare? Sì, molto. Il viaggio più lungo che avete fatto? Diciamo che lei è da poco che sta venendo in giro, però di viaggi anche di 300 km sì, io ne ho fatti. Che mestiere fa lei? Allora, io sono un tecnico, diciamo nell'arredamento, tendaggi in genere. Lei, adesso mi permette, lei la copre tutte le sere? Sì. Guardi, la copre tutte le sere? Posticino nel garage, ne ha un'altra, tutte e due. Ah, ne ha due? Sì. Quell'altra è un più recente di questa, è un 1985, è un 150 arcobaleno, che praticamente è la serie dopo di questa qua. Lei stasera torna a casa e la copre? Sì. Si ricordi anche che la signora si chiama? Maria. E lei cosa fa nella vita? È un'impiegata. Perfetto. Arrivederci. Vado da questa parte. Vediamo. Buonasera. Prima il signore che ha una bellissima. Buonasera. Questa è una Vespa uguale alla precedente, un 200 dell'83, ed è una Vespa comoda per viaggiare, perché indubbiamente rispetto alle altre che sono più vecchie ma sono più confortevoli per quanto riguarda le sedute, però hanno, diciamo, una velocità più ridotta e meno... Siete targata a Firenze? Sì, l'ho presa di seconda mano, questa è stata restaurata tutta, è stato cambiato il fondo, la pedana, è stata restaurata completamente perché era veramente messa male, era incidentata, era piegata, per cui mi dispiaceva lasciarla così e ho preferito rifarla. Grazie. Lei è udinese? Udinese. Andiamo alla nera. Sì, questa qui è uguale alle altre due, un 1983, questo è un 125 rispetto agli altri che è un 200. Io diciamo che sono forse uno dei più giovani del club, visto che dal 2019 che faccio parte con loro. Avevo già una Vespa che mi era stata lasciata prima da mio fratello, poi è stata venduta e 3 anni fa ho deciso, anche su consiglio delle mie figlie, di riprendermene una, e quindi dopo vari tentativi sono riuscito a trovarla. L'ho un po' personalizzata perché insomma l'ho fatta un po' disegnare e quindi niente. Da una parte una donna baciata dai raggi lunari. Io ho 3 donne a casa. 3? Sì, mia moglie e 2 figlie. Come si chiamano? Mary, Matilda e Melissa. E quindi questo abbinamento? La donna, e siccome dall'altra parte c'è un gatto, ho anche una gatta, e quindi ho fatto le donne e la gatta, che sono delle femmine che ho in casa. Queste le ha disegnate lei? No, queste qui le ha fatte un mio amico che penso sia uno dei più bravi a livello europeo, Floreani di Martignacco, ed è... basta vedere. Andiamo da questo signore che invece ci porta questo cinquantino. Esatto, è un PK50S dell'84. È una Vespa che
diciamo, uso tutti i giorni per andare a lavorare, quindi sono anche arrivato proprio da lì, quindi è la Vespa che uso normalmente per andare a lavorare o per fare piccoli giri. Anche durante l'inverno? Anche durante l'inverno, sì, adesso io per dire la verità ne ho 3, però la più pratica alla fine è il cinquantino per girare in città, è il più comodo. 34.000 chilometri. Sì, forse ha fatto già il giro, conta chilometri. Già ha fatto il giro? Sì, diciamo non l'ho presa usata e dovrebbe avere quei chilometri lì in teoria, ecco. Però... Sì. Senta, ma lei è abituato a girare con questo mezzo, salire sulla macchina quasi quasi le pesa? Beh, diciamo che quando piove non pesa mai salire sulla macchina, però è capitato spesso e volentieri di prendere la pioggia con la Vespa e capita, quindi il vespista è abituato anche a quello, ecco. Grazie. Allora io vorrei andare da questa parte, Gian Domenico, piano piano, perché volevo sentire, c'è un mezzo che ha un... Adesso ti colleghi? Adesso mi collego via Bluetooth. Guardate, la tecnologia va avanti, quindi ci siamo migliorati su quello. Una volta c'era qui davanti, proprio dove c'è il tiraggio dell'aria e la chiusura della benzina, mettevano lo stereo classico a cassette, cavi che passavano, invece adesso è tutto con impianto Bluetooth, quindi il collegamento è molto semplice, ha una centralina interna. ho visto tutta la sensibilità del nostro Gian Domenico, dice che è un tecnologico, è nato tecnologico e quando tu hai detto sta cosa ti ha donato subito una ripresa. Cosa sentiamo? Adesso vediamo cosa ci permette di sentire più che altro. Dovrebbe essere, metto qualcosa di anni 60, 70, 90 più o meno. Il Bluetooth è stato riconosciuto. Si è appena collegata, quindi in questo momento è collegata. Quindi estate a Lignano 354 in bomba. Esatto. È stata proprio rifatta un po' del tutto con l'impianto, quindi abbiamo anche un faro LED davanti e non solo l'impianto Bluetooth sullo stereo. C'è un faro LED che permette una visione migliorata durante la notte. Bluetooth abbiamo, quando ci sono i raduni notturni, anche un po' di luci supplementari, sia estetica che di visione. Prova a alzare il volume, vediamo. Ah, è il massimo? Mi è saltato, purtroppo anche qui ci sono un po' di scariche ogni tot, quindi... Comunque noi ci accontentiamo, grazie per queste emozioni. E su questa musica anni 70? 70, caro Ricci, andiamo in pubblicità. Poi c'è la Comuzzi che è seduta vicino a Patrizia, che non si muove. A tra poco. Ultima parte dello scrigno, siamo sempre nella sede del Vespa Club di Udine in via Martignacco, qua ci siamo già, siamo già addobbati, e quindi? E quindi niente, c'è finita la partita. Quale partita? La famosa partita Italia-Inghilterra, che li ha messi anche sull'orologio gli inglesi. Sull'orologio? Gli inglesi li ha messi sull'orologio a fare i secondi. Questa è buona. Questa è buona. No, beh, no, ho un quoziente intellettivo medio, però fin di serie. Quindi? Comunque la regina stava accompagnando all'aeroporto Mattarella sulla carrozza con i cavalli. A un certo punto un cavallo fa uno scureggione della Madonna e la regina fa: "Oh, mi scusi", e Mattarella fa niente, pensavo fosse stato il cavallo. La risposta con eleganza inglese. Allora, proviamo a tornare seri. Eva Comuzzi, buonasera. Buonasera, ciao Daniele, grazie per avermi invitato qui. Figurati, piacere. Allora, intanto sei a tuo agio vicino a Patrizia? Perché visto che cambiamo tutto e parliamo d'arte, ho scelto una scenografia surrealista e poi ho deciso anche di avere dei musicisti vicini per entrare proprio nel mood della mostra di cui parlerò. Mostra che si apre a quando? A San Vito al Tagliamento.
Mostra che si è aperta sabato scorso, sabato 17 luglio, all'antico complesso dei Battuti a San Vito al Tagliamento, ed è curata da me e da Orietta Masin del Circolo Arci di Cervignano. È un progetto che va a concludere un lungo anno anche molto faticoso dedicato alle mostre con molti blocchi, riaperture, e il tema di questo progetto era incentrato sulla liminalità, ovvero su un periodo comunque di un periodo fermo, un periodo stantio, un periodo comunque di pensiero. E quest'ultima mostra, essendo il periodo di liminalità comunque incentrato sui riti, anche sulla ritualità, perché tutti i riti segnano un passaggio, definiscono un passaggio, quest'ultima mostra ci parla proprio di fotografia che poi in realtà è anche costruita attraverso la scultura di Roberto Kunsterle, le maschere del Pust, delle Valli del Natisone, e le maschere di Rodda realizzate da Antonio Trinco, e una collezione d'arte africana, una collezione importantissima di due collezionisti della zona, che è entrata in questa sorta di calderone, in una formula magica che io ho intitolato Pust Dan Fang, ovvero Pust sta appunto per le maschere del carnevale, per il carnevale del Pust, Dan e Fang stanno al contempo ad indicare una tribù africana e le maschere da loro prodotte, ma Fang in friulano significa fango, e Kunsterle realizza le sue fotografie, che dicevo prima sono delle sculture, sono dei dipinti proprio con la creta, con il fango, quindi poi il sottotitolo è Volti, corpi, rituali, dalle maschere friulane e africane alla fotografia di Roberto Kunsterle. Eva, questa potrebbe essere una mostra itinerante? Sì, mi piacerebbe molto, anzi grazie per questa domanda, mi piacerebbe implementare questa mostra, perché è una mostra che appunto parla di rituali, una mostra non solo d'arte ma una mostra anche di etnografia, una mostra che parla comunque di etnografia, di antropologia, che parla del territorio, dei riti, e quindi mi piacerebbe che ad ogni tappa ci fosse comunque un'aggiunta. Ricordiamo quindi mostra San Vito al Tagliamento? Mostra San Vito al Tagliamento, aperta fino al 5 settembre, evento conclusivo, ci sarà un incontro con un antropologo, con Stefano Morandini, e la mostra è aperta il fine settimana, quindi sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21. Grazie. Grazie mille a voi. E adesso abbiamo una musica che ci porta nelle valli. Esatto. Abbiamo una musica dedicata appositamente per Pust Dan Fang, che è un valzer, mi hanno detto, mi pare un bel valzer che ci porta nelle valli del Natisone. Grazie.
Molto bene, andiamo verso la chiusura. Santa Madonna. Posso dire una cosa? Sì. Ma secondo me, questo Marco, quante pastiglie avete dato, qualche voce che c'ha? Volevano lo zecchino d'oro. Ma Come? No, volevano il zecchino d'oro. Avevo fatto domanda, però non mi hanno preso. Non so perché. Forse per quello. Forse per quello. Sì. 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2. O ne ha prese troppe o non ha presa la pastiglia. Io sono entrata. Sì, pienamente in questa atmosfera che... Nel Carnevale delle Valli si suona la fisarmonica, quindi per quello ho voluto da Patrizia, momento surrealista. Sì, adesso ho un disturbo, non so chi è Patrizia e chi è Eva. Tu sei Patrizia? Poi immobile, sempre immobile. Allora, vorremmo andare, caro Ricci, da questa parte perché c'è gli amici del Vespa Club di Udine che vorrebbero un autografo. Eh sì, l'autografo è doveroso per questa fotografia, così da lasciare un segno, no? Lo facciamo mettere qui. Mamma mia, proprio... Che responsabilità! O anche sul figlio, no? Dove vuole lei? Dove vuole lei? No, è meglio che filmi mio figlio. Facciamo filmare tutti e due allora. Perché io mi chiamo Grassi, devo filmare Grassi. Filmi pure lei che ha fatto la tuttina, no? Quindi questo qua di fatto è il marchio di garanzia. Marchio di fabbrica, di garanzia dell'originalità della foto, tutto quello che racchiude in questa foto. E quindi un pensiero sempre al signor Dri che ci guarda dall'alto e anche... Sì, Così rimane a futura memoria. Col cognome del papà. Daniele? Poi manca solo il fratello Lorenzo, che saluta tutti tantissimo, ci ha chiamato poco fa, ma è giustamente in ferie e è in vacanza, meritato. Magari prima di incorniciare... Sì, ci vuole anche la sua firma, gli mandiamo un saluto intanto, no? Allora, da là chi sta arrivando? Da là arriva Alessandro, il figlio di Emilio, ed è un giovanissimo vespista friulano del Vespa Club Udine, tra l'altro colui che porta avanti il movimento, il gruppo dei giovani, il gruppo giovani, in sella al suo bel Pix 125, ecco lui che ha avuto anche l'onore di tagliare il nastro insieme alla signora poche settimane fa. Eccolo qua, con un caschetto d'epoca, ovviamente omologato. Come si chiama? Alessandro. Alessandro, io non la vedo molto stabile, mettiamo la manina... No, non voglio avere, per l'amor di Dio, ecco, e infatti... No, stai qua. Alessandro? Alessandro. Quanti anni hai? 16. 16? Ci sono i tuoi genitori? Mio padre e lì Emilio. Papi, vieni... Perché no? Per il discorso dei minori, se no così rispettiamo tutte le... Quando hai cominciato a frequentare questo mondo? Già da piccolo andavo con lui ai raduni, già da quando avevo più o meno 9-10 anni. Ha iniziato a portarmi ai primi raduni già dal 2015-2016. Con questa Vespa qua infatti abbiamo fatto uno dei nostri primi raduni, quello di Udine del 2017. E dallo scorso anno che ho fatto la patente ho iniziato con la mia Vespa 50 Special. Ho iniziato a girare, diciamo, il Friuli anche per conto mio da solo, facendo dei giri, e ho iniziato a partecipare ai miei primi raduni. Quindi stai contagiando i tuoi coetanei? Sì. Cerco di tirarli vicino, infatti mi hanno nominato referente del gruppo giovani e diciamo che adesso sta iniziando, spero inizi a ingranare la marcia al più presto e a iniziare a portare vicino sempre più ragazzi appassionati di Vespa. Questa te l'ha comprata il papà? No, è stata la sua prima Vespa questa, di quando aveva 16 anni. E l'ha passata a me. La sta trattando bene? La sta trattando molto bene. Sì, sono contento, non posso dire niente. Quanti chilometri hai fatto fino adesso? Adesso col cinquantino ne ho fatti 3.000 e adesso tra la 125 e questi ne avrò fatti un 5.000 negli ultimi 2-3 mesi. Senti, si cucca? Abbastanza, cioè dipende si va a periodi. Ma voglio dire, la Vespa, il PX può aiutare? Sì, anche altri modelli di Vespa, ma sì, aiuta. Perfetto, quindi caro Ricci, quando tu mi dici che io devo chiudere, io chiudo. Siamo perfetti, quindi guardiamo tutto questo ben di Dio, così ci salutiamo.
Vi ringraziamo e noi sapete che insomma questa è la terza puntata dello Scrigno che finalmente è ripreso dopo la pausa dovuta da una parte al Covid, i miei problemi di salute che ringraziando il Signore si sono risolti, quindi grazie al supporto di Giandomenico Ricci che è stato qui con me nella sede del Vespa Club di Udine, noi ci vediamo piacevolmente, venite che così questi sono stati i protagonisti, tutta questa gente qua, vespisti, non gli amici di Patrizia, dei manichini, quello con la camicia come chiudiamo? Se ti butti il passato alle spalle rischi di sporcarti la camicia. Vabbè, è meglio, cioè Comuzzi lei ride anche. Vabbè, grazie Ricci e buonanotte, arrivederci.